A differenza del resto del nord-est, nell'ultimo anno i prestiti alle imprese in Friuli Venezia Giulia sono tornati a crescere, più 1,7%, pari a più 216 milioni di euro, trainati in particolare dalle province di Udine, Gorizia e Trieste. Dopo la stretta seguita alla pandemia e i rialzi dei tassi di interesse da parte della BCE, nell'ultimo anno i prestiti bancari alle aziende del Friuli Venezia Giulia sono aumentati di 217 milioni di euro. Ma la ripresa non ha riguardato tutti. Le micro e piccolissime imprese, ovvero quelle con meno di 20 addetti, hanno perso altri 131 milioni di prestiti, con un calo del 6,4%. La crescita non riguarda i piccoli, le aziende con meno di 20 addetti, che rappresentano il 98% delle imprese del Friuli Venezia Giulia, hanno subito una drastica stretta creditizia del meno 6,4% in tutte le province. Un dato pesante perché queste realtà rappresentano il 98% delle aziende friulane e giuliane e danno lavoro a oltre la metà degli occupati in regione. Tra regole più rigide, costi elevati e maggiore percezione del rischio, il credit crunch continua a colpire ingiustificatamente soprattutto i più piccoli.